soprattutto benvenuti a Vabriguccia per passarci una stonda di spartera e di scoperta. Oggi abbiamo una tematica che di sicuro vi piacerà. Oggi ci vogliamo riviadare. Che fate voi? Dormite? Giocate? Domanderemo a Santo che oggi faccia e bulesie di a Vabriguccia ciò che lui faccia per riviadare. A Leandro di noi, forse che lui fa già appena di sport. Mi piace sì la natura. Impareremo a fare qualcosa con le nostre mani, ci scriveremo qualcosa in lingua corsa con Jean-Jean Trombetta, disegneremo con Tito, vi parleremo di pianete e ascolteremo la nostra simpatica Miss Risenbock e a Zovola. Just a year to be alive. Con l'amico Jean-Paul canteremo in giro a un caffè. Date ma pena. Scucineremo con Santo di noi e subito avremo le porte di Vabriguccia. Salute, caro Jean-Paul. Vabbè, Vabbè, benissimo. Sai, mi trigavo di bene a trovati e scopre questa canzone che mi ha a me mi cantato. ricorda di suonare di cantare oggi. Ah, vabbè, ti sentiva su dalla redaccia. Allora, oggi il caffè non lo vimo mica, Ah. ma cantare lui. Ah, c'è una canzone che si chiama O Caffè. Caffè. Allora, so capisco, di questa canzone che è stata fatta nell'anta whisketto di Vesta Zidelina, dai Muvrini, dunque. L'autore mi pare che lui sia un terra Morocchi e quello uso componitore di Gianfrancesco Bernardini. Dunque, di veramente una magnifica canzone. Penso che un'epoca la conosceranno La di già. conosci anche tu. La conoscono, se tu vuoi, cantiamo appena. Allora, proviamola. Bisogna deva piacere, date ma pena. Bisogna deva piacere, date ma pena di caffè. Con che? Ah, è Che? da scoprire con che. Tu ne metti zucchero no, da caffè? No, ne metto più. No, ne metto più manche, sai che face mica male. poco zucchero, È vera. Allora, io trovo questa canzone di magnifica. Aspettiamo un maestro santo per sapere È sempre... ciò che lui deve pensare, sempre capace di ridopo. con gli piace mica. Dice così, ma tu vuoi cantare tutte le Yeah. Ha fatto i progressi. Ma a me mi piace e sono sicura che a voi di noi mi piace questa canzone, come sono sicura che siete premurosi e curiosi di scoprire tutti i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, non vi siete mai domandato perché che a volte in cielo si vedono le stelle errate? Sapete se stelle, quando voi fate un bodo, anche voi pregate che su voto diventasse realtà? Volete sapere di più? E ora Dio nostro spiegami. Fidiando il gelo a notte, voi vedete a volte una striscia spimpigliante che attraversa il gigante. No, non è un unicorno ulante, è una stella cadente o una stella di radia. Ma come è che le si vede una stella cadente? Lascia che ti spieghi. A sai che stelle cadente non sono stelle? So codule di spazio si chiamano i meteoroidi. So giughi come ranelli di rena, polvera fine fine. Ogni giorno queste bulverelle e spazio vanno da gelo. Ecco perché la terra diventa pesante di 40.000 tonnellate di più ogni anno. Figurati, è un peso di quasi 6.000 elefanti. Quando i meteoroidi entrano nell'atmosfera, picciano fuoco e ciò che fa è stare la striscia sfavellante. Causa di questo fenomeno, un gas caldissimo e luminoso chiamato plasma. Corre un meteoroide sia più grosso che un granello di rena che viene a toccare la terra, tanto è chiamato meteoride. I meteoroidi paiono cascare dal gelo, ma in realtà è la terra che li intuppa, facendo il giro del sole. Appena come quando non sta a strada e zinzale scontrano il vetro di avventura. Se la divane ha voglia di vedere stelle cadenti, il più bello momento è giusto prima l'alzata del sole ed un modo ideale vediando per Dio sudo. Tra l'11 e il 15 d'agosto c'è di più stelle cadenti che di solito. La Terra scontra in questo periodo un numero di meteoroidi e ciò che chiama Perseide, coniumata in noi a biossa di stelle cadenti.
Un nome Perseide bene ghi sti meteoroidi parenuane da gustellazione di Perseide. Un momento ideale per agadastai oggi. In riassunto, la gadante è una polvere vine chiamata meteoroide che piccia vogu entrando in l'atmosfera. Questo fenomeno luminoso è provocato da un gas caldissimo e luminoso chiamato plasma. E si può vedere un massimo di stelle gadante tra l'11 e il 15 d'agosto, mentre è Perseide che adara incontra un nulla di meteoroidi. Santo, Oh là, chi hai? non posso più. Io sono arrivato appena che so 10 giorni, con lavoro, notte e giorno, per niente sta fabbricuccia qui. Oh, che c'è da pena. Vuoi dire che non dormi mai? Mi poche mica. Oh, sì. Oh, ma tu sei mica cosciente di tutto il lavoro che devo fare, perché sta fabbricuccia sia sempre pulita. Oh, ma quantunque, non si può mica va che lavorare, cioè pensa arrivi a da appena. Bello sicuro. E più appena di tempo per sé, più un tempo di mandare a soffici e fa ciò che ci piace, per esempio a te. Che ti piace fare per arrivare a da? Beh, vedi, io infatti per arrivare a darci le godali con il quotidiano, eri? Andare a un caffè con gli amici, fare una partita di carte, pure andare a pescare. Veri? Quando sono vicino a un mare, vedi, sento l'odore di un mare, l'onde. Tanto riviato, veri? Face pro, Mi si trovo veramente. Tanto sì, che riviato è. capisco. Beh, io, per arrivare a da, ho bisogno di andare in foresta. Beh, la foresta è come una terapia. E poi se tu ci vai in caso, puoi anche stare a sentire l'arbore. Cosa dici? Cos'è? Vuoi farmi credere che l'arbore parla, no? Un capisci in onda, sicuro. Non da che tu verde che tu vedi così. Il verde ti va pro, ti ha 80% di dove sta. Ti è una ona andando in foresta. Hai già anche i scientifici, agromoterapia, su verde, su colore verde. Ta serena l'anima. Vedi, sa, si da imparare tutti i giorni. So. E parlando di imparare, chissà ciò che i nostri amici maneschi già avevano fatto oggi come meraviglia. Beh, basta figlia tocca a te. Allora vediamo dopo a te. Una carta fatta a tazzina. Per fare una carta fatta a tazzina, ti ci vuole un po' di voli di carta colorita, un cutter, un fiocco di siguletta, una mina, i tesori, l'incoda. Disegna una tazzina davanti un foglio. Piega il foglio in mezzo e taglia i contorni della tazzina. Taglia uno dei due manichi. Taglia all'interno dell'altro manico con il cutter. Scegli 3 fogli di colori sfarenti e disegna tracce, frondi e fiori a nanto. Dà forma di tulipo parendetto. Taglia i disegni da vari stilioli, i frondi e i petali, appiccicandoli in dentro a tazzina. Aggiungi un fioccarello di siguletta da figurare un mazzolo.
ora tocca a te. Cari amici di Avabriguccia, è giunto uno dei miei momenti preferiti. Infatti, ce ne sono assai in Avabriguccia, ma questo qui ci permette di fare una chiacchierata con un altro amico, l'amico Leandro, che ci aspetta in casa Zoia, che oggi ha da parlare con noi di come l'uvaggio per riviadarsi appena. Salute Leandro! Ma chi dorme Leandro? Qui, di in traccia di riviada. Leandro di sceda di... Oh, Francine! Come si? Vabbè, tu? Benissimo. E rintraccia di orme? Yeah. Ah, di Mi una... rifiatavo appena. Ah, di una maniera per Ma te un di po' riviada. ma il è appena stanca. Io sono appena stanca, vedi? Ah, ha Ti puoi rifiatare fare una bella siesta? Ah, già vale anche io a sesta. Quando noi finiremo di parlare tutti e due, quando avremo gonfio, mi metterò davanti a un sofà e poi mi verrà di una bella siesta. Allora, dimmi appena, Leandro, cosa fai tu per riviada? Allora, io ciò che mi rifiata di suonare lo sport in generale. Ah, dici appena. Karate, o a scleta, a bicicletta, quando boga a pescar, una passeggiata in montagna, questo tutto bene, mi piace. Allora, è vero che spesso ci dici che a quella ti piace. Quante orte ci vai a settimana tu a fare quella? Ci ho una volta a settimana e a parte da settembre c'è da andare 2 o 3 volte a settimana. Ah, dunque, ben a dire che anche l'inverno fai a quella? Yeah. E non hai mica troppo freddo? No, abbiamo una combinazione. Ah. Allora, preferisci piuttosto l'ambio di marina o quello a montagna per riviada? Allora io quando sono in natura mi pare in libertà. Mi piace sì la natura. Che lo sia in mare l'odore di sale o in montagna in due sento i fiori, in due sento la gente che cantano. E quando tu ci vai solo? Di volte ci vado solo, di volte ci vado in cui mi parenti, i miei amici. Ah, quali sono i scorni che tu vai in montagna? Allora io vado in delle rotte, in anziane mine, vado di nuovo in delle torri genuese, e io vado dappertutto. Sei un esploratore tu. Caro Leandro, sai che il tempo con te passa sempre in furia, è giunto il momento di salutarci e voglio sapere appena di più l'alimentazione piuttosto sana, sai? Che cosa fai? È importante per te di mangiare come lo sieve? Roba Allora, sana. noi con i nostri baranti abbiamo sempre prodotti dell'agricoltura biologica. O allora andiamo a bere i produttori e così si vede di che roba si tratta. E dunque la roba di un locale e che ti permette veramente di assicurarti di qualità di odore brutto. Allora, ne vogliamo sapere di più, ti propongo di stare con me e di fidia. Oggi abbiamo da imparare ciò che la vuole di mangiare sano. Cosa è un'alimentazione sana? Per gli umani e gli altri esseri vivi, mangiare è un procedimento per assorbire la mangiusca. È così che noi otteniamo i nutrimenti necessari alla nostra sopravvivenza e alle nostre attività quotidiane. Se noi vogliamo ingrandire in salute forti e firmare energiche tutto il giorno, ci tocca mangiare sano. Un'alimentazione sana deve essere completa, vale a dire con alimenti che contengono tutti i nutrimenti, e bilanciata, vale a dire che l'apporto di ogni nutrimento si deve fare in proporzioni giuste, mentre il procedimento di digestione, i nutrimenti contenuti nei cibi sono assorbiti in intestini e da qui sono scomparti in tutto il corpo dal sistema circolatorio. Possiamo uniscere le urgenze d'alimentazione di maniera sfarente, una essendo di vidia i nutrimenti che la fornisce. Questi nutrimenti sono i carboidrati, chiamati di noi glucidi, i grassi, chiamati di noi lipidi, le proteine, l'acqua, le vitamine e i sali minerali. Ne volete imparare di più? I carboidrati. I glucidi sono nutrimenti che danno energia al nostro corpo, ciò che ci permette di darci di rimeno e di yoga.
ma tutti i glucidi non sono buoni per la salute. Il pane, il riso o le paste sono cibi salutari ricchi in glucidi. Ma ci sono alimenti ricchi in glucidi che non sono buoni per la nostra salute. Un esempio sarebbe i dolci come i biscotti o i bonbon. Mangiare frutta è un modo sano di aggiustare glucidi nella nostra alimentazione. In soprapiù, la frutta ci dà vitamine. I grassi sono nutrimenti che ci danno energia e aiutano a usurpazione di vitamine. Ecco perché sono essenziali per noi. E oggi l'avocado o l'olio d'oliva sono cibi ricchi di grasso buono. D'altri cibi, come la carne o il buttiro, anche li sono ricchi in grasso di più nocivo. Mangiare troppo può nuocere alla salute. Mangiare di maniera sana non vuol dire aggiungere troppo cibi grassi alla sua alimentazione. Le proteine sono nutrimenti che compongono i tessuti del nostro corpo, come i muscoli o l'ossi per indetto. Di più, le proteine trasportano certe vitamine e rinforzano il nostro sistema immunitario. Le proteine animali si ritrovano in sorgenti alimentari come la carne, il pesce, l'uovo o i prodotti lattati. Ci sono anche proteine vegetali come quelle che si trovano in delle leguminose. Le vitamine e i sali minerali sono nutrimenti che ci aiutano a stare in salute, che il nostro corpo possa assicurare la sua funzione vitale. La frutta, come l'arancia, le fraule o le banane, e i legumi come i spinaci, il broccolo o le carote, sono pieni di vitamine. I minerali si trovano nell'acqua, in piccole quantità e in differenti tipi di cibi come le lenticchie o la carne, che contengono il vero. A sapere che da che il nostro corpo riceve le vitamine che la bisognano, ci tocca mangiare 5 porzioni di frutta e legumi al giorno. L'acqua è importantissima da che noi vermissimo idratati. È la sostanza più abbondante in tutti gli esseri vivi. A sapere che la maggior parte del vostro corpo era costituito d'acqua? Ecco perché è vitale di bere a giornata sana e di bere anche di più se non faccio esercizi fisici o se lo faccio al lavoro. Consigli per un'alimentazione sana. Per avere un'alimentazione sana vi raccomandiamo di seguire questi consigli. Mangiate vari tipi di cibi che vi daranno tutti i nutrimenti che vi bisognano. Fate almeno 4 ripasti al giorno con una porzione adatta. Bevete spesso acqua da firmare idratati. Muovetevi per rinforzare il vostro corpo e frazzare l'energia di nutrimenti dei cibi che avete mangiato. Se voi seguite tutti questi consigli, vi barrerete di malattie come l'obesità o la zuccherosa. Siate attenti a ciò che voi mangiate per ingrandire forti e in salute. Buon appetito! I poeti sono quelli che parlano meglio di Agorsica. Agorsica è i luoghi segreti, un'isola di Vole, l'isola di Estredi, Mazzeri, Padria di Gulomba, di Faustina, Gaffori, di Maria Gentile. Agorsica non è solo sole e mare, è luogo di storia, di vendette, di strage, ma di no di veste, di comunione tra i paesani. Chiamata a più bella musa di tanti poeti, Agorsica ci rega sempre sorprese da scoprire insieme. Ed è da Ugelu che noi scopriamo sempre grazie al nostro dronuccio. Saperete ritrovare dove noi siamo oggi? A Vabriguccia è giunta l'ora di giocare con dronuccio. Giungerai in Trenighello in agida che noi abbiamo da scoprire oggi. Tra le cose magnifiche da visitare in Sagida troverai una cappella e una sculpitura indiana da Nantamuscoli. Famosa per la fortificazione si trova a Nanta Sponda Ubunante di Agorsica. Una fortezza magnifica a bordo di mare. E Calvi. Calvi è una città di 5.000 abitanti. A linea di cammini di Varu e Walagna principia in gara i Bonteleccia per compiere in Calvi.
Circola da maggio a ottobre e i viaggi sono più numerosi di stadina. Più lontano, in Edere, a Cappella Yamaona e a Serra, c'è una vista panoramica che narrerei i lotti biani. La scultura rappresenta la Vergine Maria. I galvesi l'hanno messa a coraggità e ci fanno un viaggio di benidenza di poi 500 anni. Dai Guatelli a Mansadi alla sovranità di Agitadella, passando dall'acqua d'Orchine alle montagne in circondo, c'è sempre da biane a vista. È apprezzata di noi calvi per i sorinadi e a zogala in forma di mezzaluna. Un momento di spartire a Gumo Garusanto e poi di noi, cari amici di Avabriguccia. Oggi insieme abbiamo da scuginare e mele in forma di bianetta. Torna zuccheruglie e io mi campo. E poi lo mistunava. Boligoni caccia appena. No, vuoi ridere o che? Una sosola di cucina così. È precisa, se tu cacci qualcosa mi faccio via tutto. Buona, ti presento gli ingredienti? Ridagna. Allora, per la nostra sosola ci servono 150 grammi di farina. Di udiro ne bieremo 110 grammi, una bastavrola così rettangolare, 6 centilitri di crema di caramello e poi 2 mele, 2 biscotti di Mikado, di torna cicolata per te. Avremo bisogno appena di colorante alimentare, ci servono i colori giallo, arrosolato e turchino. E bella sicura, malbavistio. Osanto mi prometti di un toccanon da qui? Vabbè. Allora, di burbon di cominciare la nostra sosola. Allora, Chi dici? Allora, andiamo. In una giotola mette la farina e udiro. Impasta. E divide in 3 bocce. Da colorare in rosso, giallo e verde con colorante alimentario. Puoi mettere i guanti casomai, un bicchiere d'acqua, un colorante l'acqua con l'acqua e appena di sapone. Date a sta basta colorita una forma di diducci. Tre per ogni colore. Divide in 2 a basta sfoglie. Metteci in un tue forme colorite. E spiana con il rodulo. Dopo arrodola in diagonale. Spiana, arrodola torna. Taglia in 2 e torna a spianare con il rodulo. Sputtia la mela. Ampiela di caramelle. In acqua basta colorita. E mette
accoglie 25 minuti a 180 gradi a Fornugallo. E cosa? Guarda qui l'opera d'arte. Magnifica! Abbiamo da baspa. Lasciami da per far bere appena un nostro travaglio, vedi? Vedi, tutti sti colori qui orancine. Una bianeta in forma di mela, guarda qui così bella, ma una bianeta in forma di fraule, in forma, una so, di banane o... Basta, mia ne bene in capo, lasciarmi riviadare, vai. La pianeta è tonda e basta, no? Ma sapete chi? A Luna non è mica una bianeta, a Luna di usadelido di adera. Ma Francine, pensi che potremmo campare qua su? Quella chissà. O meglio è di andare a domandare a Paxi chi è, lui potrà risponderci. È vero. Salute, sou eu, Paxi. Oggi andiamo a esplorare la Luna. Chi ne dici? È sempre stata qui a Luna. Regoliamo 4 miliardi e mezzo d'annate in dare dove scoprirla. La maggior parte degli scientifici pensano che la Luna è nata quando una giovane pianeta è entrata a tavoletta in Terra. Dall'intoppo, una grossa quantità di materia è stata sfrumbolata in spazio e dopo si è ricolta da formare la Luna. Ad era un'era così all'epica. Voltiamo in un passato appena più recente. In 1969 Neil Armstrong fu il primo uomo a viaggiare sulla Luna. Un avvenimento di primura, seguitato da milioni di persone in diretta televisione. I doccacari se ne ricordano di sicuro. Da tanto l'uomo si è buttato in Luna parecchie volte. Hanno fatto ricerche, raccolto centinaia di chili di pietre e di polvere lunari e da portarle in Terra. Facendo l'analisi, i scientifici hanno scoperto che le si assomigliavano assai alle pietre della Terra. E perciò che li credono che la Luna è fatta di materia andata dall'intoppi dei tempi lontani. L'ultima volta che un umano è andato sulla Luna era in un 1971. Da tanto sono macchine, satelliti e robot che ci si sono calati. E ce n'è stato miracoli. A una notizia è che i scientifici e ingegneri mettono tutto un ballo da mandare attorno astronauti sulla Luna. Da che gli stiano un bello pezzo. Figli a tutte esperienze che li facciano. Bene come sulla Luna, tanto da far bene ciò che li devono approntare per esplorazioni davanti. Vabbè, figli andare tu, così bella la Terra. La vita sulla Luna, una vera nunda che vede con ciò che noi conosciamo sulla Terra. Quando lo face uglio, le temperature calano di più che in ogni luogo sulla Terra. Ma quando lo luce il sole, ci si face più caldo che l'acqua olente. E meglio il rientro in un nuovo cielo. Così va meglio. Qui so protetto da temperature estreme e di irradiamenti di sole. Da questa sulla Luna mi ci volerebbe un luogo in due campà. E come per campigliare sulla Terra per indetto, ci vuole costruire una grotta. Ma sulla Luna la grotta deve essere assai più high tech da paramenti di temperature e di irradiazioni. Ne puoi arrivare uno con la terra lunaria. O allora scara un tunnello. O se no fa una grotta ingonfievole come un ballò. Ma mi ci volerebbe anche elettricità. Ma come fa a suonare? Né petrolio, né carbone da bruciare, né energia eoliana. Ma sicura, il sole. Puoi riaprire l'energia solare sulla Luna come facciano le case provviste di pannelli solari. Ecco che mi pare più confortevole, ma ho sede, in due trovo acqua. Sai che la l'acqua sotto la forma di coda sulla Luna? O ne trova solo in i boli, in i crateri quadrati in due usole mai ci sono. Vogliamo andare insieme a bere uno dei boli lunari e scava da trovare? L'acqua è importantissima, ci vuole sempre a bere assai. E l'acqua, se ne voglio da produce ossigeno e cascavè che non c'è atmosfera in giro alla Luna. Dunque, mica aria da respirare. Puoi anche usare l'acqua da produce carburante. Mi viene anche appena di fame. Ma qui,
non c'è nulla da mangiare. Nanta terra si può far crescere frutti e legumi e sapruava nanta luna. Ci volerebbe costruire una vidriera e cogurga e mo piante. Fieglia e mo patate dolci. Una grotta. Energia, acqua, aria, di che mangiare. Aiuto ciò che mi giura per campare nanta luna un bello pezzo. Oye, avevamo imparato che la luna si è probabilmente formata quando una giovane pianeta ha inticciato a terra miliardi d'anni fa. L'astronauti si sono calati in la luna 6 volte. Oggi solo i satelliti e i robot analizzano la luna. L'uomo si approntano a buttare in la luna per camparci. Ci sarà bisogno da grotti, energia, acqua, aria e di che mangiare. Santo, Dove eri? Secondo Mattello, mi sono fatto appena il caffè che ero stanco morto. vedi, giusto casca, appunto. oggi che ti ha pievato caffè. Sai che quanto tempo qui oggi il caffè? Ah, E sono sicura che ti conosci questa canzone. quella che era nata o isco di Muvrini. Questa beh. qua la conosco. Questa... Allora, se ti conosci, ti lascio cantare la pena. Appena. Allez, fais-moi la prova. Sommiule deva piegere, datemi appena, datemi appena. Sommiule deva piegere, datemi appena di caffè. Con che? Con zucchero di scicore, datemi appena, datemi appena. Con zucchero di scicore, datemi appena di caffè. Oh, la guide pensi, forse che Era ci molto, vorrebbe a lavorare appena su dis-moi. Fais-moi cantare. Sommiule deva piegere, datemi appena. Sommiule deva piegere, datemi appena di caffè. Cucche. Ok. Cugnini di scicore, datemi appena. Cugnini di scicore, datemi appena di caffè. Allora, che ne dici di l'interpretazione che abbiamo messo? Ma è importante, era, perché vedi è come quando tu conti una storia, se tu non ci metti mica l'interpretazione... Non ci si capisce più cioè, nulla. poi scambia tutto con Io non l'interpretazione. sono mica forte per l'interpretazione. No. La gente vera vive o gore. Voi non sapete che a me tutte le attività artistiche mi piacciono, anche l'usia l'interpretazione di una canzone, che l'usia di ballare, di no, a me mi piace assai a ballare, ma mi piace anche a disegnare. Per esempio, sa, se ti avessi da fare un disegno di una testa tematica, chi faresti per riviadare? Per riviadarmi, pensando al caffè per io una piccola tazza. Una piccola tazza, oggi ecco una bella idea. Ma io ti propongo piuttosto di andare a trovare Tito e Usodutto, chi è lui che sa fare i disegni. Oggi mi imparato a fare un giocatore di Wallò. Allora mi cominciamo per fargli usare. Vedi, noi sono capelli, ma lo che so qui non è tanto pettinato, i capelli in l'aria, a uso Sangoku. I occhi, i sopraccigli e gli occhi, una succio e la bocca. Come è un giocatore di Wallò, o tipo di movimento. Dunque, figliate, un braccio e so vide che socchiose e l'altro braccio qui sempre chiose. Allora, e mi attacca a fare e so sceso anche. Mi scordate mica che un giocatore di Wallò ha sempre so calzette e so scarpi. L'altra anca ha so calzetta e uso scarpo.
SCF. Ma un ballo. Per giocare a ballo seria anche normale. Ma per giocare a ballo ci la sape punta o allo in da gabbia. Dunque eccola qui. Si assomiglia appena a una casuccia, ma non è una casuccia. Ci sono le sorrede, arredo. E lo scopo è inteso di mettere quello qua là. SCF? Boh. Non tu terreno, c'ho l'accordo. C'ho l'accordo e poi riflette. In conferbore, ma senza rabbia e per marcare ci vuole mettere. Ogni walò in della gabbia. Sai, santo, mi un mondo in due e nostra Miss Risenbock va cercare tutta questa ispirazione per inventare tutte queste vole. Sarà veramente ella che l'inventa. Guarda se. Forse che qua là in Inghilterra li vendono facilmente. Sai, a mo vicina mi ha detto che una volta ha visto a Miss Risenbocca parlare a casa Iallina. Cosa? Intendi che a Miss parla guaialina? Sa mica ella che inventa ste vole a Iallina. Mi pare appena strana sta vola. Bon, lasciamo correre. Andiamo piuttosto a ritrovare la nostra cara Miss inglese che oggi ci conta la vola di un principe e di Avada. Cos'hai, Camilla? What's the matter? Perché chi fai un muso? Cosa? Vuoi sorte a sera? Un ba mica, no? Cosa vuoi sorte a fa? A sai che fora ci sono i beriguli per le bullezze come te? Ma non conosci nulla di vita, tu. Fora ci sono lago le gattive che ti buono bien e tomba. Oh, beggio! Non mi credi mica? Non mi credi mica, beh, sta senza sta vola e biderai. Listen the story! Ah, vuoi descendere un cuore? Allora, come non sit down si dili? Ecco a vola di un principe e Avada. Tempi va c'era una principessa che aveva un anello magico, un magical ring. Una vada le aveva regalato a sua nascita, ma non ci voleva mica perdere. Così la principessa non aveva più che un anno a campare. Just a year to be alive. Just a year to be alive. Bon, vabbè. Pensate se l'augurava aux anello. Ma un giorno che era regolata in cima di adora più alta e un palazzo bebè de usole, l'anello sguillò da uso dito e cascò un piano. Un'agula da monta, abbigliò, l'ingiuttò e smarrì. Sta attento, Camilla, che l'affari si imbruttano. Il re e la regina erano disperati. La principessa non aveva più che un anno a campare se l'anello non era retro. Allora hanno mandato messaggeri in tutto il reame per dire che quello che trovava l'anello diventerebbe un marito della principessa. I più grandi signori sono perduti in cerca di l'anello, non fermava più nimo a corte. No sing, nobody. Tutte le agule furono gacidiate, un vero sterminio. Ma anello, mica. You know the story of the ring? O tempo passava e la principessa non li fermava più che 15 giorni a campare. Tutte le altre vade i reame chiamate a soccorso un po' a nuova nonda. Ma lontano da qui c'era un giovane principe, innamorato della principessa, che aveva una gomare vada. Allora gli ha regalato un cavallo magico per portarlo a trovare l'agula maior che aveva rubato l'anello. E così hanno ideato un bel pezzo prima di giungere in dove lo stava l'agula ladrona. Stava in un'isola a mezzo mare. Senza manco mercare un arresto, il cavallo magico
Franco o mare, come se lo camminava non da un prato fiorito. It was a magic horse. Tanto hanno inteso un muggio, spantosi, che pariano che li sortissero dai occhi l'inferno. Erano lagule, arrabbiate che erano state scoperte. S'acciccavano al cavallo e al cavaliere, minando di vizzico granciuto, di grinfie agute. Hai paura, Camilla, hai ragione aveva paura. Ma il cavallo, erpiando e minando d'un giole, ne tumbò una bella quantità. Ma ecco la maestra che chiappa o giovane e si negola per aria. Sta sante tu. Eccola alto, alto, alto. Un buliaga piada qua su per tomballo, un buliaga piada qua su. Ma o giovane aveva un canabu e se liado a zampe di l'animale con si ha visto in onda. Allora giuntintara a piado so coltellone e ha purzato l'agula e ha trovato l'anello magico, the magical ring. Come le raccontando, pensate appena, venia di salvare la vita di quella che lo denia a caro. Allora si è colto a cavallo e a galoppo serrato è giunto al palazzo. Ma on li ferma più con giorno sulla campa, principessa, tutto il mondo piangia. Tutti erano disperati, non si sentivano che pianti e lamenti, crying and lamentation. Tanto, s'aprono le porte del castello e la principessa vide a fare sto giovane principe trionfante, così bello con l'anello in mano, l'anello che luccicava di 1000 voghi, che cascò subito innamorata. Il principe passò l'anello di audito della principessa e così diventò la sua sposa. Il matrimonio fu festeggiato durante 30 giorni. Hanno campato felice più di 100 anni, con fiori, violini, il paese mai più ha conosciuto disgrazie. E tu, aspettavo Rudoia, che lo hanno salvato, mi? Fa la vuletta, entra in calzetta, dite a ostra chi a me è detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. È un modo di espressione magnifico, un passo per l'imparare della lingua, una specie di comunione tra i zideli e i maiò. A chi canta, a chi suona. Allora noi lasciamo cantare e suonare. Chi piace? Oggi abbiamo cucinato una pianeta. E beh, io dopo tagliava una banetta. Ah, e mi ne taglierei una vetta. Una vetta di banetta. Piano e vette, osa. Tutti i bibi Gian Trombetta, no? Appunto, andiamo a trovare la Gian Trombetta. Buongiorno a tutti, amici. Quando noi siamo di fronte a parole che si assomigliano assai, da capisce l'usanzo, ci tocca pigliare in conto parecchi affari. A scrittura,
a pronunzia, ma di no o contesto, soprattutto quando li so gli stessi in tutto. Oggi è avere un bel esempio. La prima parola è mora, che è un gioco tradizionale che si ritrova in parecchi luoghi del Mediterraneo. Adesso noi facciamo un'ere e ma avere mora, che può avere tanti sensi. A belli mora, a testa mora, ma di no una mora di gosi, una mora di petri e poi anche un mora, un frutto, la mûre sauvage. E c'è di no o erbo mora o more, che vuol dire morire. Allora per compia digeremo così. Sti due zidelli che giocano a mora un piantariani manco pa mora, in petto c'hanno a testa mora. A presto! Usole zinewa, mandalumbajo, mandalumbajo. Usole zinewa, mandalumbajo e poi lasciala andare. Sinewa per la marina, a Bedegi e ad Umadina. Che bella vilastrocca! A conoscite? Una vilastrocca in due si saluta Usole che si ne va a Tinassi, ma Usole si saluta anche a Madina e questa a facciano spesso quelli che facciano yoga in una busidura che si chiama Usaludu a Usole. Permette di principiare la giornata di miglior maniera che sia. Bigarba da imparare Usaludu e Usole? Allora, fidiamo insieme. Salute amighi! So Usole e oggi vengo per salutarvi e tramandarvi tutta la mia energia. A sapete come va? Bon, un'amica ciò che voleva dire. Parlavo di qualcosa di più originale. Vi parlo di un saluto a Usole. Vi faccio vedere? Magnifico! Avanti per la prima busidura, a rizza di un spino bello diritto e i bedi strinti. Ora adunisci le palme di domani a altezza di ugore, bioda i polmoni. E mentre l'ispirazione pesa le braccia tenendo le palme appoggiate e le spalle lene e dice a alta voce: salute o sole, salute amighi. Ora avemo da salutare a terra. Salute amighi. Benissimo, continuiamo con il saluto. Inspira e senza staccare le mani in terra, pesa il piede diritto in darredo appoggiando il ginocchio e ficcandolo in terra. E ora, puntando con le mani in terra, pesa il piede manco in darredo e aisa i fianchi al massimo, stando in una positura di ugane. Fidiate quale giunto, ugane yogi, e giunto a farci vedere la sua positura. Ora, abbassa tutta la persona e sta allungato durante il corpo, tenendo le mani strette. Avremo da fare la positura di un cobra. Tanto avremo bisogno dell'aiuto di un cobra namaste. Oh cobra namaste! Senti la tua respirazione e pigliando l'aria, appoggia con le mani in terra e alza capo e petto e allo stesso tempo capia l'aria tra i denti. A busidura di Ugan, a bene di digula i fianchi il più possibile. Fa un grande basso e abbassa i fianchi con la gamba manca verso l'avanti mentre l'ispirazione. Ora rivieni a busidura per diabetici a terra. Abedici a terra. Abedici amighi, a presto. E ora ti tocca dirmi abedici. Mentre inspiri, pesa piano le braccia, stinza gambe, spino e braccia come la si deve e dimmi abedici. Basta arrivare alla positura iniziale mentre l'espirazione. A presto amighi. È stato un vero piacere. Bueno, osidi, ora abbiamo scoperto tutta questa canzone e io vi propongo di cantarla che ne dici. Cantemola sana. Sommiule de
va piacere, datemi appena, bisogna te va piacere, datemi appena di caffè. Con che? Con ignigu di scicore, datemi appena, con ignigu di scicore, datemi appena di caffè. E zuccheri quanto? Zuccheri 1, 2 e 3, datemi appena, zuccheri 1, 2 e 3, datemi appena di caffè. È più importante. Acqua vita mica? Allora, senza cavalita né caffè, Datemi appena, senza acqua vita né caffè, torna una gria per piacere. Bisogna te va piacere, datemi appena, bisogna te va piacere, datemi appena il caffè. E beh, vedi qui, ci abbiamo messo cuore, interpretazione, tutta la nostra passione. Zucchero, acquavita, tutto. Voda, cari amici, allora sapete che a Fabricuccia di compia, giusto per oggi, di ora di salutarci. Speriamo che i nostri cari telespettatori si sono accampati a cantare con noi. Abbracciamo di cuore e diciamo a presto. Mica troppo caffè. A vedere.